Sta per arrivare il tachigrafo digitale anche per i furgoni. Se ti interessa il mondo del camion, o in questo caso del furgone, sei un camionista o vuoi diventarlo, seguimi e guarda questo video fino alla fine. Dal 1 luglio 2026 il tachigrafo digitale diventerà obbligatorio per i furgoni tra le 2,5 e 3,5 tonnellate. Ma attenzione, solo per chi fa trasporti internazionali o cabotaggio. Quindi te che stai guardando questo video e lavori in Italia o comunque fai trasporti nazionali, non ti devi preoccupare, non è ancora arrivata l'ora per te. Paurina, eh? Questa cosa, come già vi ho detto prima, riguarda soprattutto chi lavora tra i paesi dell'Unione Europea. E sapete perché hanno fatto questa legge? Beh, non è che ci vuole tanto a capirlo. Oltre alla sicurezza, è anche per fermare la concorrenza sleale. E lo so, non è che questo cambiamento risolvi tutto il problema, ma potrebbe essere un inizio. Molti furgoni fanno anche 12-15 ore di guida filate, senza controlli e a prezzi bassissimi. E tutto questo non è colpa di chi sta dietro al volante, ma del sistema che spinge a questo. Con i nuovi tachigrafi smart si registrano i tempi di guida, la posizione, quindi il GPS, e i passaggi di confine. Quindi a chi lavora onesto non cambia niente, ma chi invece sfrutta i furgoni dovrà rispettare le leggi. Secondo voi è giusto oppure no? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, che se escono altre novità vi tengo aggiornati. Quindi mi raccomando, seguitemi. Ciao!